Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video live. Siamo attualmente sulla strada provinciale 46 della Valle del Riso. Fra poco ci metteremo nella strada statale 671 della Valle Seriana. Tanto abbiamo un boomer che sorpassa. Siamo nel centro abitato di Ponte Nossa, lasciamo il chilometro 27, strada provinciale 46. Qua lasciamo la competenza di provincia di Bergamo, strada provinciale 46 della Valle del Riso, e ci mettiamo sulla strada statale 671 della Valle Seriana di competenza ANAS. Abbiamo preso la strada statale 671 in direzione Clusone, capoluogo della Valle Seriana. Siamo nel centro abitato di Ponte Nossa. Chilometro 28, strada statale 671. Di recente acquisita da ANAS tramite il suo piano rientro strade del 2021. Uscita sulla sinistra per Villadogna, Ardesio e la Alta Val Seriana, noi giriamo a destra per continuare su strada statale 671 e entriamo nel territorio comunale di Clusone. Iniziato un po' il tratto pericoloso, questi tornanti prima di arrivare all'altopiano di Clusone. Come avrete già letto dal titolo, la destinazione di questo viaggio sarà Lovere sul lago di Iseo.
chilometro 30, strada statale 671. Alla rotonda noi proseguiamo dritti verso Passo della Presolana a Clusone. Alla seconda uscita invece raggiungibili Piario, il suo ospedale, e Villa Dogna. Veicolo lento intanto sulla strada. Sulla nostra sinistra il centro abitato delle Fiorine, una frazione del comune di Clusone. Chilometro 32, strada statale 671. Alla rotonda noi proseguiamo dritti sempre verso Castione della Presolana, Schilpadio, Rovetta e il Passo della Presolana. Invece per chi prende la seconda uscita raggiunge il centro storico di Clusone, le Fiorine e l'Alta Valle Seriana. Sempre Ardesio, Villa Dogna. Prendiamo l'uscita per Rovetta, Schilpadio, Castione della Presolana. Chilometro 33, strada statale 671. 90 limite di velocità. Oggi è martedì 10 settembre, l'1:19, una temperatura esterna di 25 gradi. Prossima rotonda lasceremo la strada statale 671 per prendere la sua diramazione in direzione Lovere. Eccoci qua, allora la rotonda prima uscita verso Lovere, Sovere, Cerete, Lago d'Iseo. Proseguire dritti invece Castiglione della Presolana, Schilpadio, Rovetta e la Val di Scalve. Invece la terza uscita il centro abitato di Clusone. Noi voltiamo a destra verso Lovere, Sovere, Cerete, Valle Borlezza, Lago d'Iseo. Chilometro 0, strada statale 671 Dir. Quindi abbiamo lasciato la competenza della strada statale 671, entriamo nella competenza di strada statale 671 Dir, sempre di competenza ANAS. Lasciamo il centro abitato di Clusone. Anche questa strada è entrata nel piano di rientro strade di ANAS. Prima era denominata strada provinciale 53 della Val Borlezza.
Successivamente ANAS ha deciso di rinominarla strada statale 671 diramazione. Chilometro 1, strada statale 671 dir. Uscita sulla sinistra per San Lorenzo, frazione di Rovetta. E siamo proprio nel territorio comunale di Rovetta. Come vedete sulla destra ancora la vecchia segnaletica di strada con diritto di precedenza della strada provinciale 53, ora strada statale 671 dir. Se non sbaglio una quindicina di chilometri ci distano da Lovare. Chilometro 2, strada statale 671 dir. Lasciamo il territorio comunale di Rovetta, entriamo in quello di Cerete, chilometro 3, strada statale 671 dir. Cerete Basso, inizio territorio comunale, intanto strettoia, chilometro 4, strada statale 671 dir. Siamo nel centro abitato di Cerete Basso. Qui la strada si fa un po' impervia. Lasciamo il centro abitato di Cerete, chilometro 5, strada statale 671 dir.
bellissima giornata, temperatura esterna di 26 gradi Celsius, strada statale 671 Dir. Uscita sulla sinistra per Onore, Songavazzo, noi proseguiamo dritti verso Lovere, la nostra destinazione. Lasciamo la comunità montana della Valle Seriana, quindi anche il territorio comunale di Cerete, entriamo nel territorio comunale di Sovere, nella Val Cavallina. Chilometro 8, strada statale 671. Sovere, inizio del suo centro abitato. Uscita sulla sinistra per Bossico, noi proseguiamo dritti verso Lovere, la nostra destinazione. Chilometro 9, strada statale 671 Dir. Stiamo scendendo sempre di più in direzione Lago d'Iseo. Chilometro 10, strada statale 671 Dir. Noi proseguiamo dritti verso Lovere, dalla rotonda raggiungibile il centro
abitato di Sovere, il santuario della Madonna della Torre, molto importante. Lovere 4 km, Darfo Terme 16, Bergamo 44, il lago di Seo e la Val Cavallina. Chilometro 11, strada statale 671 Dir, prima uscita raggiungibile la scuola materna, la seconda uscita raggiungibile Lovere e il suo lago. Intanto è aumentata la temperatura esterna di 28 gradi, sono le ore 13:32. Lasciamo il centro abitato di Sovere, entriamo in Sellere, frazione del comune di Sovere. Siamo ormai quasi giunti alla nostra destinazione, mancheranno 3-4 km. Chilometro 12, strada statale 671 Dir. Lasciamo Sellere, frazione del comune di Sovere. Entriamo ufficialmente in Lovere, uno dei borghi più belli d'Italia. Dopo il termine di questa live registrerò subito la strada provinciale 510, se non sbaglio, la Sebina orientale fino a Brescia e poi la tangenziale sud. Tanto un po' di rallentamenti. Prossima rotonda, la prima uscita raggiungibile Bergamo tramite la strada statale 42 del Tonale della Mendola. Proseguire dritti per Lovere e invece a sinistra per il Colle San Martino. Lasciamo la competenza di ANAS, strada statale 671 Dir. Noi proseguiamo verso Lovere centro. E benvenuti ufficialmente a Lovere, uno dei borghi più belli d'Italia. Vediamo davanti a noi proprio il lago di Seo.
vecchia chilometrica della strada statale 42, prima della variante di Lovere. Gli lasciamo anche la competenza della strada statale 42. Entriamo in Lovere. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito questa live. Ci vediamo a un prossimo video sul canale. Grazie ancora e a presto.